Buongiorno dalla vigna. Ecco, vedete che i lavori stanno andando e oggi speriamo di avere un po' d'acqua, forse un po' di pioggia, perché abbiamo sempre bisogno dell'acqua per fare crescere la vigna. La terra è bellissima, guardate come tutto sta andando bene, il lavoro è fatto e di nuovo siamo davanti a questo panorama incredibile si chiama i Sette Fratelli, che sono queste colline sulla zona di Castiadas dove facciamo crescere il nostro soshik con questa uva meravigliosa che si chiama l'uva di Cannonau di Capoferrato. Lo dico, lo ripeto sempre, il Cannonau è l'antenato del Grenache. Il Cannonau, lo sapete, è l'uva la più anziana del Mediterraneo, di tutta questa zona del Mediterraneo, e è l'antenato del Grenache. Che cos'è il Grenache? L'ho già spiegato, ma il Grenache è la base fantastica di tutti i più grandi rosé al mondo, in particolare, non solamente i rosé de Provence. E dunque siamo stati molto fortunati di scoprire che la Sardegna ha quest'uva eccezionale perché dà un vino rosé di eccellenza e poi anche perché è molto resistente alle siccità, molto resistente al calore, e dunque sappiamo che negli anni che arrivano il riscaldamento, il global warming probabilmente fa che il Cannonau diventerà una delle uve principali del futuro. Dunque il soshik sta andando bene, per il momento non ci sono ancora le bottiglie, abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo e speriamo di un po' d'acqua. A presto, ciao!